Il Movimento 5 Stelle del Friuli Venezia Giulia, in vista delle prossime elezioni regionali del 21 di aprile, organizza il primo Firma Day. Da dopodomani sabato nelle principali piazze della regione saranno perciò presenti i banchetti degli attivisti del Movimento 5 Stelle Friuli Venezia Giulia, dove potrete firmare, così come avete già fatto, per le elezioni nazionali, per consentire al movimento di partecipare alle elezioni del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e del Presidente. Il movimento sarà presente insieme ai suoi candidati e l'occasione sarà propizia anche per un confronto con i cittadini sui temi caldi del momento: costi della politica, economia e occupazione, sanità. Domenica poi i candidati della lista regionale si incontreranno a Gorizia per licenziare, tra virgolette ovviamente, la prima volta del programma e affilare le armi in vista delle prossime competizioni elettorali che vedranno il movimento impegnato su tutti i fronti, dai comuni al Parlamento. Sabato, dunque, a Udine in piazza San Giacomo dalle 10 alle 19 c'era questo banchetto, a Gorizia, zona pedonale Corso Verdi, altezza Cassa di Risparmio dalle 10 alle 18, a Monfalcone piazza della Repubblica dalle 10, a Pordenone piazzetta Cavour dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, a Magnago piazza Italia dalle 10 alle 12, a Casalsa medesimo orario 9-12 in piazza Italia, a Trieste in largo Barriera dalle 10 alle 12, mentre domenica 20 di gennaio i banchetti li troverete in piazzetta Cavour a Pordenone dalle 10 alle 11 e dalle 16.30 alle 19 e a Sacile in piazza del Popolo dalle 10 alle 12. Infine giovedì 24 di gennaio a Cervignano dalle 9.30 alle 13. Questa sera, per chi sarà davanti alla TV domani mattina alle 7, che era l'epica ieri sera, ma questa sera alle 20.30 la birreria Metro in Viale Venezia a Pordenone ospiterà un incontro con il candidato alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia proprio con il Movimento 5 Stelle, che è Saverio Galluccio, che io ringrazio per essere qui con noi. Buonasera. Galluccio, gli obiettivi principali che avete proprio per, non dico aprire come una scatoletta di tonno, ma quasi, la regione Friuli Venezia Giulia. Sicuramente gli obiettivi principali sono quelli che sono i nostri cavalli di battaglia. Giustamente lei ha detto aprire come una scatoletta di tonno, è un'espressione che ha usato Grillo, per quello... che faceva sicuramente riferimento alla trasparenza, che è quella che noi vogliamo chiedere continuamente con forza, e che giustamente fa riferimento a quello di cui parlavate prima, in cui una legge è diventata illeggibile. Per poter fare una qualsiasi operazione un povero imprenditore, dico povero perché poco gli è rimasto da guadagnare, e povero anche in senso lato perché per poter fare una qualsiasi cosa c'è una burocrazia impossibile e il timore di sbagliare ti porta a non fare e quindi blocca l'economia. Questa è una delle cose. Sicuramente il nostro cavallo di battaglia è il taglio dei costi della politica, che ci stanno tutti quanti copiando ma con scarsa coerenza, perché alla ricerca di una verginità politica che tutti quanti stanno cercando, noi stiamo dimostrando una coerenza, perché dove noi siamo presenti quello che diciamo facciamo, quindi partiamo dalla Sicilia, che è l'ultima delle novità del movimento, che ha avuto un grande successo. Dove tra l'altro diciamo gli onorevoli, perché in Sicilia i consigli regionali sono identificati come onorevoli, quelli del Movimento 5 Stelle si sono autoridotti lo stipendio. Addirittura c'era anche il problema di non poterlo fare, mentre si può, e hanno bonificato oltre 108.000 euro. Hanno bonificato 123.000 euro e bonificheranno questa cifra ogni mese, quindi proprio per rispondere poi alla sua domanda, con questi soldi è stato creato un fondo per il microcredito alle imprese, per il credito alle microimprese, diciamo quelle che sono l'anima della nostra economia, proprio per volontà degli attivisti e degli onorevoli che noi chiamiamo cittadini a 5 Stelle della Regione Sicilia. Mi pare che adesso avete intenzione di battere il territorio, quindi incontri continui con i cittadini e dagli stessi cittadini cercare in qualche modo di capire e creare punti fermi per poter poi agire. Insomma, dal cittadino deve arrivare quella spinta che deve in qualche modo essere da pungolo in Friuli Venezia Giulia, in regione ovviamente. Sì, noi amiamo dire che non cerchiamo voti,
cerchiamo partecipazione, cerchiamo persone che vogliono prendersi il carico, la responsabilità di partecipare alla cosa pubblica. A dire il vero non è da adesso che noi facciamo incontri con la cittadinanza, sono anni che siamo presenti sul territorio. A Pordenone i ragazzi del movimento fanno sempre banchetti e fanno anche incontri tematici, ed è proprio da lì che noi siamo partiti, creando il programma, stravolgendo anche un po' quelle che sono le dinamiche tipiche, dove prima si decide chi è il premier, poi si decidono i candidati e infine i candidati devono fare questo programma. Noi abbiamo deciso di partire dal programma, fare i candidati e poi solo alla fine decidere chi doveva essere il portavoce di questa lista, ed è stato deciso che sia io. Ecco. Io spero di averlo ancora mio ospite anche nelle trasmissioni elettorali perché vedete, quando io, ma non lo dico oggi, andate a vedere le registrazioni, ma sarà anche un comico Grillo, ma è stato l'unico a capire il magna magna, per esempio, che esisteva all'interno della Parmalat, no? Allora se c'è un comico in Italia che scopre le magagne, figuratevi gli altri, no? Perché tra l'altro, diciamoci la verità, Galluccio, oggi la gente è tutta indeperita, no? Ma i magna e magna esistono da 20 anni, solo che sono venuti a mancare i soldi anche alla gente normale, allora o sbaglio? Ma diciamo che poca partecipazione c'è stata sino ad oggi. Finché c'era da mangiare si notava molto meno, adesso è venuto veramente il momento di dire basta. La politica dovrebbe dare l'esempio e credo che fino ad oggi ci sono stati dei tentativi che sono sempre andati buche, si dà sempre scusa, la colpa, e si trovano sempre scuse nella burocrazia. Noi dimostriamo che non serve fare una legge per ridurre i costi, basta volerlo, rinunciamo ai rimborsi elettorali, abbiamo rinunciato fino ad oggi a 3 milioni e passa, 3 milioni e 100 di rimborsi elettorali, faremo la stessa cosa in Friuli perché raggiungendo soglie importanti avremo diritto a dei rimborsi che non prenderemo, e lo diciamo qui e manterremo questa promessa come è stato fatto nelle altre regioni. Ci autoridurremo lo stipendio a 2.500 euro e non è necessario fare una legge, volere e potere. Saverio Galluccio, grazie, candidato alla presidenza della Regione Friuli-Venezia Giulia per il Movimento 5 Stelle. Se volete continuare ad ascoltarlo, tra poco la birreria Metro in Viale Venezia 63 a Pordenone. Grazie ancora. Allora,